Buon pomeriggio e ben ritrovati ragazzi, io sono Lord Perse, siamo tornati qui ancora una volta su Round Total War. Siamo in due guerre, diciamo in due fronti diversi, in realtà è un'unica guerra ma su due fronti diversi, sempre contro il nostro avversario Pergamon, contro l'Egitto, la rimanenza diciamo dell'Egitto e Rodi. Allora, come possiamo vedere da questa infografica dall'alto, come vedete tutti i puntini neri sono i nostri nemici e ce ne sono parecchi in giro, ma parecchi. Tra l'altro ho visto adesso una spia qua, vabbè. Comunque parecchi. Com'è la situazione? Qui stiamo andando benone, abbiamo attaccato la città di Amasia, tra l'altro in un bellissimo scontro, andatevelo a vedere in una delle puntate vecchie, magari vi metto il link qui sopra. E poi abbiamo conquistato questa città che adesso non ricordo il nome. Siamo in realtà in procinto di conquistare Tarsus, se non fosse che ho una paura sfegatata del fatto che ci siano le troppe imbarcazioni nemiche che possono andarmi a colpire la città di Side, che per noi è importantissima. E poi ragazzi i piani erano quello di prendere Palmira. Ma l'assedio a Palmira è finito malissimo perché sono intervenuti gli egiziani in un ultimo sprizzo di gioia, diciamo così, di un ultimo sprizzo di arguzia, probabilmente volevano farcela pagare, come dargli torto, e ci hanno attaccato praticamente dal dietro e ci hanno fatto un panino con la popolazione che è presente a Palmira. Ora Palmira non sta in buonissime condizioni, possiamo andare a vederla, nel senso che la guarnigione all'interno è messa abbastanza male, però ragazzi sono riusciti a cacciarci. Anche la casta di Horus, l'esercito che ci ha attaccato, è comunque diciamo in condizioni non ottimali, però sono riusciti a cacciarci ragazzi. E anzi abbiamo perso numerose truppe per colpa di questo assalto. Quindi insomma abbiamo perso anche due generali molto importanti, tra cui il nostro amatissimo Bestia. E la situazione non è delle migliori. Tra l'altro abbiamo anche i pirati che ci danno problematiche sulla città di Tyros. Siamo in una situazione di carestia totale perché abbiamo meno 30. È vero che adesso dovrebbero uscire un po' di investimenti che abbiamo fatto, quindi avere un po' più di diciamo rientro dal punto di vista alimentare, però comunque siamo in una situazione di carestia bella pesante. Ora io direi spostiamo questa legione a nord perché l'idea, il concetto è quella di andare poi a dare fastidio a Noreia successivamente, ma sarà qualcosa che faremo molto più avanti. Mentre invece adesso è autunno, quindi forse non è proprio la stagione migliore per attaccare Treverorum, però io a questo punto, visto che abbiamo due legioni disponibili e tra l'altro riuscirebbero a tornare anche abbastanza velocemente, io direi che è il momento buono. Fatemi vedere solo una cosa. Treverorum fa parte di Nemecatum. Ok, queste due città qua. Che io per Roma vorrei onestamente tenere. Perché ci danno, ci fanno proprio da barriera a questo punto. E seguono un po' il tracciato del Danubio. Quindi io direi che vanno tenute assolutamente. Quindi prendiamo il nostro esercito, lo portiamo in prossimità dei nostri nemici e direi che in questa puntata ci andiamo a godere l'assalto. E voilà. Direi che l'assalto è più che giustificato nei loro confronti. Loro che non sono messi malissimo, devo dire, a livello di truppe. Sono tutti mezzi ignudi, ma direi che possono darci delle problematiche. Come quantitativo siamo a circa 8.000 uomini contro 5.000, però noi siamo pesantemente armati. Secondo me questa sarà una bella battaglia. Tra l'altro abbiamo anche delle macchine di assedio. Peccato che arrivino dopo sul campo, però guardate qui le stelle di questo generale. 10° Vibenio Salinatore, che mamma mia ragazzi quanto fa brutto. E poi abbiamo il generale di nuova esperienza, Lucio Pacilo, sì, il nostro generale. Va bene, dai, io direi che dobbiamo giocarcela questa battaglia, dobbiamo giocarcela prima che arrivi l'inverno, perché diciamo le condizioni meteo non sono delle migliori. Ok, allora, iniziamo lo schieramento e siamo in mezzo alla selva. Siamo in mezzo alla selva, quindi
Per Roma questo non si traduce in qualcosa di positivo, però va bene. Dovremmo essere noi gli attaccanti, nel senso che loro non si dovrebbero muovere, poi chi lo sa. Allora, mettiamo qui le nostre belle unità di guardia e facciamo vedere a questi sudici barbari che hanno osato attaccarci di che pasta siamo fatti. Non è un grande esercito questo, devo dire che non è per niente un grande esercito, però ce lo faremo bastare. Allora, come sempre faremo lo schieramento in 3 parti. E voilà, anzi, sì, facciamo 4 strati, di cui il più importante è lui. L'idea qual è? L'idea è di vedere come va la partita. Io direi che a questo punto il generale lo mettiamo qua, con la cavalleria, li saldiamo e saldiamo anche loro e siamo pronti per partire. Iniziamo la battaglia, ricordiamoci che loro sono in un numero veramente elevato rispetto al nostro, mettiamoci in una posizione lontana dalla selva. Vorrei vedere anche dove sono i nostri alleati. Ah, li ho visti dietro di noi, scusate se ho girato troppo. Sì, ok, perfetto. I nostri alleati sono dietro di noi, ottimo, questo ci darà una grande mano, ottimo. Allora, direi di velocizzare un po' il gioco. Perfetto, sta arrivando anche tutta la cavalleria, ottimo. Portiamo tutti in avanti. Perfetto. Loro rimangono là per ora, non mi sembra si stiano avvicinando. E invece si stanno avvicinando. Ma porca miseria. Aspettate, allora portiamo tutti in una situazione di più sicurezza a questo punto. Li portiamo, torniamo indietro a questo punto, perché non vorrei avere... Io vorrei sapere anche dove sono i loro rinforzi. Qua sul lato sinistro. Ok, qui abbiamo sempre le nostre unità di scorta, benissimo. Finalmente è arrivata la cavalleria, perciò la possiamo schierare in maniera un po' più convincente, ecco, diciamo così. Un po' più... che faccia effettivamente del danno. Questi sono tutti degli ottimi cavalli, quindi li terremo qua così. Loro sono proprio ci vengono incontro proprio, non gliene frega niente. Non gliene frega niente. Mettiamo qui dietro l'artiglieria che si dovrà poi aprire man mano. Guardate, un'artiglieria potremmo metterla anche da questo lato, a dir la verità. Dai, mettiamola. E a questo punto arretriamo un attimo con la cavalleria e la posizioniamo in questi punti qua. Idem i generali. Li mettiamo in salvo, ecco, in sicurezza. Noi intanto attendiamo il nemico, ma attendiamo anche i rinforzi dal nostro lato. L'artiglieria ci impiegherà veramente molto. Magari è il caso di lasciarne una qua. Ok, non so se si stanno attaccando o ci stanno disponendo. Noi dobbiamo comunque ritirarci, perché non siamo nelle condizioni. Allora, prendiamo intanto il tiro aggiunto e lo fondiamo da questo lato, così. Ok. Qua c'è un mix di roba. Ok. Loro possono stare da questo lato. E poi vediamo un attimo. Voi state da questo. C'è un po' di confusione ovviamente, ragazzi, ma va bene così. Loro si stanno spostando e probabilmente si arroccheranno in questa zona, ma va bene perché noi non vogliamo avere problematiche. Prima di tutto dobbiamo togliere assolutamente il tiro a volontà, perché sennò qua ci fanno fuori. Questo potrebbe essere un buon punto per tirare, peccato che ci siano gli alberi davanti, quindi ok, portiamo avanti l'artiglieria in modo tale da tentare di colpirli. Qua è abbastanza pianeggiante, tentare da colpirli dal dietro, che non sarebbe male. Cerchiamo adesso di risistemare un attimo tutte queste ale. Magari divido veramente la legione in due ali e le andiamo proprio a schierare. E mi piacerebbe lasciare anche un buco, ecco, per questi. Allora a questo punto li togliamo da qua e li facciamo arrivare qui. E dicevo, mi piacerebbe anche lasciare un buco per l'artiglieria, per il tiro dell'artiglieria. Però adesso vediamo quello che riusciamo a fare. Intanto i principali li ho disposti. Loro vogliono a tutti i costi lo scontro. Ci giriamo leggermente. E voi? Ah, voi vi ho escluso.
Che gruppo siete? No, siete con loro. Allora vi ho deliberatamente escluso. E vi metto qua. Ma ci sono anche loro, ragazzi. Quindi sono 4, ok. E ci andiamo a riposizionare. Anche loro si stanno riposizionando, ragazzi. È un esercito, è uno scontro tra veramente tra eserciti grossi. Allora io direi che una cavalleria si può anche staccare e venire qua, perché io ho paura che arrivino da questo lato. E l'altra invece può rimanere qua, quindi quella, diciamo, la principale. Gli uniamo anche questi e siamo tutti che contenti. Ok, attenzione perché si stanno avvicinando. E non mi piace questa cosa. Giriamoci. Allontaniamoci. Perché loro cercano molto lo scontro, attenzione. Ecco qua la prima salva. L'ho presa proprio nella schiena, ottimo. Attenzione a questi che potrebbero essere lasciati soli. Io voglio mettere al sicuro la mia artiglieria prima di muovermi. Attenzione. Ok, credo ci abbiano scoperto. Quindi non tirate, ma andate a prendere questi. Qui c'è la nostra cavalleria che deve subito andare a ingaggiare quest'altra di cavalleria. Qui aspettiamo. Qui siamo messi abbastanza maluccio, direi. Però va bene. Qua arrivano altri uomini, dobbiamo stare attenti. Qua mettiamo il generale, qui abbiamo il tiro a disposizione. E andate a tirare a questo punto, anzi tirate qua. Voi anche tirate qua, ragazzi, che macello. Che macello, andate a attaccare, ok. Continuate a fare danni con il tiro. Ok, attenti che arrivano. Qua è un macello, ragazzi. Ok, cavalleria intanto sta facendo il suo. Fatemi vedere. Ok, questo è il gruppo, lo devo loccare. Ok. Ok, diamogli un boost. Ok, qui qualcuno sta già andando in rotta. Attenzione a questi. Spostiamoci di qua. Questi li spostiamo di qui. Qui c'è un contatto, un primo contatto, ma li portiamo via. Artiglieria, stai tirando per favore. Tira, per grazie. Ok, voi fate un bel fronte comune, vi chiudete. Attenzione a qua che anche qui stiamo andando a contatto. Portiamoci indietro. Voi vi chiudete e voi invece attaccate, in modo tale da aprirci sui lati. Bene, qui sono andati in rotta. Qui possiamo portarli avanti. Ok. Adesso facciamo un giro con la cavalleria anche noi, perché va fatto. Dobbiamo andare a prendere gli arcieri. Quindi passiamo attraverso la foresta, in modo tale da più o meno non essere visti, mettiamola così. Qui la cavalleria sta facendo il suo brutto lavoro sporco. Ottimo. Forse è il caso di aiutarli questi, Adesso mandiamo degli aiuti. Ok, questi sono senza tiro. Ok. Qua tirategli in faccia a questo punto. La cavalleria qua non è messa proprio benissimo. Andate a inseguire questi che stanno scappando e uscite dalla foresta, che non è il vostro ambiente. Anche perché, insomma, potrebbero farvi affettine. Ok, qui abbiamo fatto il giro. Andiamo a prendere questi fuggiaschi, mentre il generale mi va a prendere direttamente gli arcieri. Ok, perfetto. La situazione è abbastanza buona in realtà. Ok, andiamo a appoggiare questi. Voi avete tirato tutto quello che dovete tirare. Andate qua. Voi avanti. Voi indietro. Indietro ragazzi. Dai. Vabbè, diciamo che in realtà niente di troppo difficile. Qui c'è un combattimento. Qui abbiamo i nostri uomini con l'ascia che sono un po' bloccati. Vorrei dargli una mano ma non posso adesso. Ok. Questi che giro hanno fatto? Vabbè. Ok. Facciamo... Mandiamoli di qua allora a questo punto, visto che sono arrivati fino in fondo qua. Direi che è un buon attacco. Qua gli arcieri stanno andando in rotta. Benissimo. Mandiamo dentro anche questi.
Ok, qua i nostri uomini con ascia le hanno prese, ma ci sta. No, andiamo a inseguirli. Utilizziamo la cavalleria per inseguire i nemici. Non andiamo a fare troppi casini. Ok, anche perché sono messi abbastanza male quelli della cavalleria, quindi va bene così. Ok. Andiamo a fare danno. Ok, qui la cavalleria ha svolto il suo ruolo. Magari facciamo un attacchino dal dietro. Ok, voi andate a prendere questi. E adesso inseguiteli. Toglietevi da questa formazione di scudo. Ok, qui andate a sfondare completamente. Ok, circondateli. Voi andate su questi. Ok, altre unità escono. Ci sono altre unità, ok, che hanno recuperato, ma di base gli stiamo facendo parecchio la bua. Voi giratevi. Occhio al panino, ragazzi. Ok, formazione a quadrato. Veloci, 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 veloci. Formazione a quadrato non c'è stata. Ottimo. Allora andiamo a prendere questi. E voi andate a prendere questi. Tornate indietro. Ok, qua il generale ha preso questi. Voi andate a prendere questi. Voi tornate indietro a questo punto, anche se non l'ho proprio giocata benissimo. Questo avanti e indietro non si dovrebbe fare. Voi ragazzuoli giratevi, che è il vostro momento di venire qua a rompere le scatole all'avversario. Va bene ragazzi, allora diciamo che questa battaglia è vinta senza grandi problematiche. Ok. Ok, direi che la disfatta è stata abbastanza palese e abbastanza totale. Si sono ritirati molti, qua si sono ripresi, ma vediamo che non c'è scampo a questa cavalleria che li insegue costantemente. Loro con pochissime unità di cavalleria non possono fare grande ritirata. Qui dobbiamo aiutare i nostri fratelli romani, perciò voi andate in avanti, forza. E voi concentratevi su questi. Qua voi. Ok. Anche loro verso questa direzione. Loro anche. C'è un'artiglieria qua, tra l'altro. Cosa ci fa qua l'artiglieria? Allora giriamola. Ok. Che si siano spaventati per l'artiglieria, che non avevo mai visto. Può darsi, può darsi. Qui arrivano altre truppe. Wow, sono anche tante, tra l'altro. Sono quelli di appoggio. Questi cosa sono? Arcieri, se non sbaglio. Sa che un generale, tra l'altro, ci ha lasciato. L'abbiamo perso, vabbè. Sì, forse anche più di uno. Ok, dai, un attacchino qua lo facciamo volentieri. Intanto andate a prendere queste unità voi. Ok, qua è andata. Tutti dentro. Andate a evitare questo manipolo di uomini che è rimasto incastrato. Ok, qua abbiamo intercettato gli arcieri. Perfetto. Attenzione al tiro degli arcieri. Questa cavalleria mi sa che verrà un po' sacrificata. Sì, abbiamo perso proprio l'unità del generale. Porca paletta. Dove sono le altre cavallerie mie? Dove sono andate? Ah, Usti. Lontanissime, le ho perse un po' di vista. Queste le portiamo avanti e cerchiamo di concentrare il fuoco qua. Ok. Andiamo a fare danno agli arcieri il più possibile. Dovrei ritirarle, lo so, ma va bene così. Tanto le posso andare a recuperare poi più avanti, non è quello il problema. Diciamo che ho tante cartucce. Dai però ragazzi, fatele fuori. Forza. Ok, portiamoci avanti. Andiamo a prendere i vari target. Diciamo che potevo giocarmela un po' meglio effettivamente questa cavalleria, ma va bene così. Eccola qua, la cavalleria che ci arriverà in supporto. Qua continuate a fare danni. Ok,
Voi andate a prendere questi. Ok. Qua andate a prendere questi. E voi andate qua ancora. Ok, abbiamo diverse unità che ci possono dare una mano. Qua tirate su queste, va. Anche se insomma sulla cavalleria, vabbè. Questo gameplay è un po' così, ragazzi. È un po' l'acqua di rose. Allora, giratevi da questo lato, per favore. E andate a rompere le scatole a questi. Voi prendete questi. Dai. Facciamo così, ci invertiamo. Una scelta un po' più saggia delle unità. Ok, questi possono rientrare. Facciamo rientrare da questo lato. Ok, dai, la battaglia comunque è più che vinta. Abbiamo finito le munizioni. Portatevi qua. È un inseguimento, praticamente una battaglia da inseguimento. Niente di troppo spettacolare. Ok, qui c'è il generale. Abbiamo gli upgrade. Il generale loro scappa. Ormai la battaglia è più che vinta, signori. Più che vinta. Qua l'ultimo rimanente. E tirategli in faccia questi, va? Che se sono in un bel gruppo. Secondo me i sassi dovrebbero arrivare abbastanza bene. Non dovrebbero colpire i nostri. Dai, fatemi sognare. Ok, va bene. La battaglia è vinta. Volevo farvi un po' di cinematica, ma la battaglia è vinta così. La terminiamo. Diciamo che non abbiamo giocato al massimo del nostro potenziale, però dai, direi che ci siamo. Abbiamo fatto 751 perdite e loro un po' di più, tipo 6200. Un po' di più. Ma leggermente proprio, è proprio una cagatina. Nobile fine. Mi sa che è morto il generale. Ce lo siamo persi di vista, va bene. Lucio Video Pacilo. Va bene. Cioè non va bene, però va bene. Ce lo facciamo andare bene. Abbiamo conquistato la città a questo punto. Loro sono stati completamente massacrati. Noi abbiamo perso fondamentalmente un generale e un'unità di evocati, che però tra l'altro non mi interessa in questa campagna avere da queste parti un'unità di evocati, quindi andrebbe anche bene. Peccato per il generale, ma tanto era il generale inesperto. Ci sta che il generale esperto ci si abbia lasciato. Allora io direi, appunto, come ho detto, questo posto lo andiamo a radere al suolo e a occupare. Perfetto, ora ci fa scegliere il generale. Ci prendiamo la cavalleria pretoriana e ci prendiamo... Chi ci prendiamo? Vediamo qualcuno che ha... lui potrebbe essere un buon generale. Sì, direi che mi sembra, esatto, che fossero tutti più o meno allo stesso livello. Bene, fazione distrutta. Gli ultimi rimanenti di questa fazione se ne saranno andati via. Ottimo. E abbiamo preso anche questo avamposto. Ottimo. Adesso cerchiamo di romanizzarlo il più velocemente possibile. Noi intanto torniamo, direi, con questo, con la legione, cos'è? La 11ª Augusta. Cerchiamo di rientrare. Qui la cavalleria si è salvata, grande. Forse ne ho persa una, ma va bene così, non mi interessa. Ok, quindi Treverorum adesso è diventato il nuovo punto, la nuova punta di Roma. Esatto. E ci sposteremo sempre più a nord. Tra l'altro quindi... Ah, guardate, adesso sono riusciti a conquistarli. Quindi i Ceni effettivamente poi sono stati conquistati dai Cimbri. Non è una bella notizia per noi. Cioè dovrebbe esserlo, ma non lo è. Qui abbiamo gli Ceni, va bene. Non penso siano un problema, a meno che non prendano dei mercenari, però. Allora, spostiamo un attimo con la spia qua, perché voglio vedere se c'è qualcosa di interessante. Ok. Loro potrebbero essere dei, come si dice, dei nemici prossimi. Potrebbero essere, però in realtà voglio andare più su questa fazione Noricum.
Bene, dai, comunque ci stiamo espandendo abbastanza bene a nord. Adesso dobbiamo prendere appunto questa fazione qua. Magari sarà proprio questa legione a determinarne la fine. Questa potremmo portarla qua e attaccare molto velocemente le due città, Noreia e Kelm. In modo tale da spostare sempre più in là i nostri confini e proteggere Patavium. Quindi sicuramente è qualcosa da fare. Ah, Treverorum non c'era una meraviglia del mondo. Oh, ok, va bene. Va bene, vorrei sapere cosa, ma ho paura di chiedere. Allora, ragazzi, direi che con 1002 direi che ci siamo. L'unica cosa che vorrei fare, magari, intanto il nostro cibo è sempre più basso, magari andare a recuperare un cavallino. Qui non... Ah, sono rimaste, guardate, sono sopravvissute. Mi sono piaciute queste unità, devo dire, perché comunque hanno del tiro importante, hanno... Ah, guardale qua. Hanno del tiro importante, hanno comunque delle... Cioè, sono comunque interessanti come truppe. Qua purtroppo non possiamo prendere nulla che ci interessa, volevo prendere la cavalleria, aspetteremo il prossimo giro. Qui c'è qualcosa no, da fare, no? E allora direi che andiamo a fine turno e vediamo cosa salta fuori nel prossimo giro. Tante puntate con tanti combattimenti belli grossi, devo dire. Comunque devo dire che nella campagna stiamo avendo delle problematiche che sono state anche riscontrate dal punto di vista storico, cioè l'overestensione che ci porta ad avere un minor numero di legioni che riusciamo a supportare. Quindi è difficile poi riuscire a mantenere la stabilità quando tutte le nostre legioni sono sparse per tutto il territorio, è difficile. E questo perché adesso il gioco non ci sta attaccando, ma questo potrebbe essere veramente un problema per noi. Soprattutto in futuro contro magari dei grandi blocchi. Localizzati però, ecco. Allora, complotto omicida. Uno schieramento politico trama contro di me, cosa facciamo? Io direi che assumiamo delle guardie. Appio quinto bestia, abbiamo un'altra bestia presente, grande, è tornata la bestia. Altra pestilenza, morto un figlio, tasse mancanti, banditismo, crisi, madonna, quanta roba. Tra l'altro, ribellione in Africa, ho letto bene. Questo potrebbe essere un problema, ribellione in Africa, attenzione. Questo potrebbe essere un bel problema. In Africa ci sono sempre questi moti di scontentezza incredibile. Incredibile. Allora, andiamo un attimo a spendere un po' di soldi in queste nuove province che abbiamo conquistato. Ecco, questa era Mazaka. Io direi che a Mazaka dobbiamo fare un po' di... dobbiamo fare qualcosa, magari un tempio facciamo e poi facciamo ancora una villa. E secondo me va bene così. E poi il resto lo faremo più avanti. Vabbè, oddio, abbiamo tanti soldi in realtà questo turno qua. Devo dire che abbiamo tanti soldi. Le legioni non sono messe bene per niente. Per niente. Io direi che una legione rientra e dà il cambio. Allora, la più sbilanciata è questa qua. Quindi potrebbe essere questa che rientra. Dai, facciamola rientrare. E mandiamo in Africa a questo punto per sedare la rivolta. Vedete, è un po' quello che vi dicevo, no? Cioè il fatto che appunto siamo molto distanti, ecco, dalle nostre posizioni che vorremmo. Questi sono in posizione di salita. Io non vado a stuzzicarli onestamente.
Fatemi vedere se c'è qualcosa di più che non vediamo. No. Ok, teniamoci qua. Peccato non aver preso Palmira, perché poteva essere veramente un occhio importante su questa porzione della Siria, ma vedrete che ci arriveremo. Wow, la distanza è veramente colossale, non so se... Ma quanti turni ci vogliono per tornare in Africa? Tantissimi. Tantissimi. 1, 2, 3, 4 turni. Wow, questi qua si ribellano adesso. Forse è il caso di fare una legione? Almeno per difendere Cartago? Allora, vediamo un attimo cosa posso fare. Almeno per difendere Cartago. Mettiamo qualcuno che è astuto, tipo lui. Creiamo l'esercito. Ci facciamo sempre una cavalleria pretoriana. Lo mettiamo in città, così può subito difendere. E poi vediamo di dargli qualche truppa. La corte sarebbe interessante, però no. Gli do questi qui. Quante gliene posso dare? Urca. Un po' di tiro, dai. Mamma mia, qua. Quanti? Mamma mia. Scusate, ho sbagliato il tasto. Mamma mia, quante persone posso reclutare in un unico turno. Wow. Allora, rimaniamo così. Direi che così dovremmo forse evitare problematiche. Forse. Va bene. Qui ci dà passa un +6 e un -8 di banditismo a Macomades. Fatemi vedere dov'è qua. Potremmo anche sprecarli, però sono tanti soldi, non lo so se voglio sprecarli. Tu a questo punto te ne torni solo in posizione, sì, solo a Gerusalemme, giusto per recuperare un po' le forze, va bene. Vediamo poi. Allora, abbiamo altri 14.000 denari da investire. Io ve l'ho detto, mi piacerebbe attaccare qua, però se attacco qui poi questi chissà dove se ne vanno. Beh, non arrivano in realtà in città. Forse perché siamo in inverno. Però loro si dovrebbero riprendere, quindi... Qui abbiamo la legione 13ª Marzia che potrebbe effettivamente mettere su... wow! Questi sono grossi. Questi sono proprio grossi. Questi sono proprio grossi. Io direi a questo punto facciamoli uscire dalla città e gli tiriamo un'imboscata. E voilà, imboscatina. Intanto questo è l'unico passo, quindi devono per forza passare di qua. Per forza. Loro rimangono a difesa della città, va bene. Qui abbiamo addirittura 2 strutture non fatte. Potrei fargli anche un anfiteatro, a dire la verità. Questa è la cavalleria, da meno costi e più livello. Non sarebbe male. Dai, ci facciamo una cavalleria. Abbiamo già esaurito i soldi, ragazzi. Abbiamo già esaurito i soldi. Incredibile. Allora, ragazzi, io direi che il minutaggio l'abbiamo raggiunto. Quindi dobbiamo purtroppo fermarci qui. Qui diciamo siamo in ripresa. Adesso vediamo se scoppia una ribellione in Africa. Siamo a -21 per quanto riguarda il cibo, quindi siamo ancora in estrema crisi. Però non possiamo fare altrimenti. A nord ce la passiamo abbastanza bene. C'è un freddo polare e questo non è che ci consente di grandi spostamenti. Qua dovremmo investire qualche denaro anche su questa provincia, ma ormai li ho già bruciati tutti i soldi. Lo faremo nel prossimo giro. Loro potrebbero già spostarsi, ma io direi che invece è inverno e rimangono qui. Va bene signori, grazie per essere rimasti con me. Mi raccomando, se avete suggerimenti a darmi, basta che mi scrivete qua sotto, tanto poi io vi rispondo. Like se vi è piaciuta la puntata e se volete spingere la serie. E noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.